Da Tezze sul Brenta a San Gregorio Armeno, la figura di Sammy Basso, il giovane biologo malato di progeria morto lo scorso 5 ottobre, ha colpito anche lontano dal Veneto. Jenny Di Virgilio, membro di una celeberrima famiglia di artisti napoletani attiva da quasi 2 secoli, ha realizzato una statuetta da presepe raffigurante proprio Sammy. Lo seguivo tanto in TV perché per me veramente è stato un ragazzo, un uomo eccezionale e poi dava vita veramente alle persone che soffrivano e lui è stato veramente un esempio di vita. Io l'ho apprezzato e lo ammiravo tanto. Per la realizzazione è servita una settimana di lavoro. Perché è tutta fatta a mano su foto e niente, la realizziamo da una palla di creta che viene tutta modellata e raffigura il personaggio. Lei spera di consegnarla ai genitori? Sì, mi fa piacere se mi vengono a trovare qui a Napoli in sega, gli omaggerò della statuina. Per me sarà un onore conoscerli e consegnargli la statuina. Più dei calciatori, dei politici, dei personaggi dello spettacolo, Sammy Basso potrebbe lasciare un segno anche dentro il presepe. Un esemplare unico, però poi secondo me sarà la statuina dell'anno, quindi preparerò anche le piccoline.